Professore, allora l'unico che difende il cubo bianco di Piazzale Roma è il sindaco Brugnaro. Ci vuole coraggio e devo dire non riesco neanche ad attaccarlo perché ha cominciato con quella cosa insensata di Berengo Gardin, perché consentirei che un fotografo fotografi quel cazzo che vuole, cioè se un fotografo di sinistra, di destra, poi sono un po' più di sinistra i fotografi perché hanno l'obiettivo un po' sinistro, fotografa un mendicante, non è che dice non faccio vedere il mendicante perché la città di Venezia è una città per i turisti ricchi e il mendicante c'è. Uno vuole fotografare la nave, c'è la nave, poi no ma l'obiettivo non era messo giusto, ma cosa strana. Poi è arrivata la seconda cosa, che poi fosse la terza, ha fatto quella cosa lì sui gay. Ora, se c'è una città piena di culi da sempre è Venezia. Ora, devi ringraziare il cielo che è pieno di culi che pagano un sacco di soldi e tu invece di dire, adesso Elton John finisce che andrà, non so, a Padova, appena gli offrono una città cula va a Padova, quindi anche lì è strano. Brugnaro dice, io non sono culo, ma i culi mi piacciono, cioè questo dice no, lui dice non sono culo io, non deve essere culo nessuno, e che roba è questa? Anzi, per fortuna che i culi si orientano verso interessi diversi dai suoi. Terza cosa, gli piace il cubo, l'ha fatto fare Cacciari e quindi tu vuoi dire Cacciari era un sindaco distratto che ha consentito che facessero più brutta, che poi è bellissima, la mia città, quindi io lo butterei giù, e invece gli piace, io non lo so, è strano, io credo sotto sotto che lui sia di sinistra, cioè io credo che lui sia di sinistra perché queste stronzate vuol dire, cioè neanche Brunetta se ci si mette, io credo, adesso Brugnaro, io ho parlato con Berlusconi, l'ideale del sindaco di Milano è uno come Brugnaro.